La ladra aveva utilizzato quello che ormai è stata definita come la tecnica dell'abbraccio. La vittima, una sessantenne casalinga di Mogliano Veneto. I fatti risalgono al 28 settembre scorso. La donna si trovava a lungo via Zermanese quando è stata avvicinata da una giovane che, facendo finta di conoscerla e con il pretesto di salutarla calorosamente, le aveva buttato le braccia al collo. Un abbraccio fatale perché in un attimo la ladra esperta era riuscita a sfilare il bracciale in oro che portava al polso. Quando la vittima si è accorta era troppo tardi, la giovane si era già data alla fuga. I carabinieri di Mogliano, dopo una lunga serie di indagini, l'hanno individuata e deferita in stato di libertà. Si tratta di una ventenne rumena senza fissa dimora, non nuova a questo tipo di reati. È già conosciuta alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sarebbe stata riconosciuta mediante la comparazione delle immagini acquisite con il fascicolo fotografico ricostruito dagli investigatori sulla scorta delle pregresse attività di indagine.